Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Grazie di essere presenti in questa giornata fresca. Qua dentro fa fresco, no? Abbiamo creato il clima giusto. Sono felice, anche emozionato, insomma, di vedere tanti amici, tanti appassionati di sport, tanti appassionati al calcio Venezia. Io devo ringraziare in primis la famiglia di Luca, qua presente, e anche il Venezia Calcio, perché ci ha subito, insomma, dato una mano per concretizzare questa idea, questa volontà. Una volontà che è nata nel 2019 grazie all'amico Paolino Danna e a tutta l'amministrazione comunale che hanno voluto sostenere questa iniziativa di intitolare la sala stampa a Luca Miani. Questo è il cuore suo, diciamo, di dove ha lavorato, anche se non era fisicamente il luogo esatto, perché lo dico per chi, ma pare che lo sapete tutti, la sala stampa una volta era di là, poi con la ristrutturazione del Penzo fatta da Venezia, questa è la nuova sala stampa. Però ci sembrava giusto dare un segno, dar seguito a quell'idea, a quella cosa che era nata nel 2019. Io penso che sia quasi un atto dovuto verso chi ha dimostrato passione, orgoglio, amicizia nei confronti di questa città, nei confronti dello sport veneziano, chi ha saputo raccontare lo sport veneziano nel modo più autentico, più romantico, ma anche diretto come era Luca. E quindi penso che sia stato veramente un atto dovuto, e il nome che oggi, insomma, sarà in questa targa non vuole essere solo un nome messo là come ricordo, ma mi permetto di dire che possa anche servire come monito, come ricordo e come insegnamento ai tanti nuovi giornalisti che magari verranno dentro questa sala stampa, alle tante nuove persone che entreranno in questo posto, affinché, insomma, il suo ricordo, ma anche il suo insegnamento di giornalista appassionato, di giornalista che amava il calcio Venezia, che amava lo sport veneziano, insomma, possa anche aiutare le nuove leve in questo percorso. Io non vorrei aggiungere altro, perché, insomma, è una giornata un po' di tutti, vostra soprattutto, perché i colleghi, chi ha lavorato, chi conosceva Luca, io penso che ognuno di noi, anch'io nel mio piccolo, abbiamo un ricordo specifico, e quindi penso che sia una giornata così, di festa, ma anche di ricordo, che possa aiutarci a tenere vivo il ricordo, e anche naturalmente la passione per il calcio Venezia, la passione per lo sport, perché alla fine non me le vogliano gli altri giornalisti qua presenti, ma insomma l'emozione che dà lo sport scritto, visto e guardato è qualcosa di unico, e quindi chi sapeva raccontarlo bene è sicuramente qualcosa di eccezionale. Io non mi dilungo altro, vorrei dare la parola a Tiziano, perché l'idea poi nata da Paolino, ma quest'estate su un campo da calcio, che ci vedeva contrapposti me e Tiziano e tanti altri amici, insomma, è ritornata fuori, e devo dire con l'aiuto sicuramente poi del Venezia Calcio abbiamo portato avanti la cosa. Quindi Tiziano, ci vuoi dire due cose? Grazie. Parlo anche a nome di Francesca, che ha paura di emozionarsi, come che io non rischiassi di emozionare, ma comunque, no, a parte, vi ringrazio tutti, siamo qua in tanti, questo testimonia anche l'affetto di cui godeva Luca. Io voglio partire, parto dai ringraziamenti, perché noi come Gazzettino ci tenevamo molto a questa situazione, e quindi ringrazio Paolino che si era mosso per primo, ringrazio il Calcio Venezia che ha accolto questa richiesta, ringrazio soprattutto Andrea Tomaello, perché quando ha recepito questa cosa l'ha portata avanti, perché non so voi, ma io penso che molti politici sono specializzati nel bla bla bla, e devo dire invece che do merito a Andrea, che quando ha preso in mano la situazione l'ha portata rapidamente a termine, quindi se siamo qua è anche grazie al suo impegno. Cosa dire di Luca? Io sono stato con lui per 11 anni come capo dell'edizione di Venezia, e ho avuto un rapporto speciale, perché credo che lui fosse una persona veramente speciale. Credo sia, non vorrei usare il termine doveroso, ma insomma che sia comunque importante questo riconoscimento di Luca, perché veramente Luca è stato insieme, tra virgolette, con Venezia Calcio nel bene e nel male, vorrei dire. 35 anni, ha seguito dappertutto, dai campi di
periferia, ai grandi stadi, e ha condiviso un percorso con il Calcio Venezia, ma come diceva Andrea, è stato un riferimento per tutto il mondo dello sport veneziano. Io mi ricordo quante persone venivano a trovarlo in redazione per portare avanti iniziative, situazioni. Parlavamo adesso con Piero Rosa Salva, che ad esempio la prima Venice Marathon Luca c'era, e quindi insomma è stato con lui un percorso, anche un percorso alla fine di sofferenza anche personale, perché Luca, che non parlava mai con nessuno di comunicazione, con me invece si confidava. Io a mia volta dovevo tenere dentro questa emozione, questa tristezza, e ricordo come uno dei giorni più brutti della mia vita quando Francesca mi ha telefonato e ho dovuto dire alla mia redazione quel che purtroppo era successo. Però voglio concludere questo brevissimo ragionamento per dire anche del ricordo che lascia Luca anche sul piano giornalistico, nel senso che Luca era una figura veramente una parte terza. Qua purtroppo nella nostra società, non solo nello sport, si tende a confondere i ruoli. Il giornalista deve essere giornalista tifoso, il giornalista deve parteggiare per una parte politica, deve essere uno di parte. No, Luca, come me, come tanti altri che sono qua, pensiamo in un giornalismo terzo che non deve portare avanti una fazione, ma deve rappresentare la realtà in maniera corretta, imparziale. Luca lo faceva, per questo ha avuto anche degli screzi con la stessa società in altre epoche, evidentemente, ha avuto degli screzi con i tifosi, perché diceva pane al pane, vino al vino. Quello che deve fare un giornalista, e credo che questa sia la lezione che lui ci ha lasciato. Grazie. Grazie Tiziano, grazie anche alla famiglia, perché insomma ha fatto piacere che Abbiamo che Francesca, siete... Camilla e papà Miani. Lascerei anche per un saluto Gianluca Sataniello, Business Director del Venezia Calcio, che oltre ad aver trovato un amico, devo dire, ho trovato un alleato su molte cose, e questa è stata una cosa insomma che quando l'ho chiamato gli ho detto guarda che c'è da fare questa cosa, si è attivato praticamente subito, tanto che a seconda giornata di campionato abbiamo fatto questa cosa. Però a te, Gianluca. Siamo onorati di essere qui, veramente titolare questa rinnovata sala stampa, un professionista che ha seguito il club nelle sue diverse gestioni, nelle sue diverse categorie per tanti anni. Sono sicuro anche essere stato forse felice e orgoglioso di vedere lo sviluppo che c'è stato e l'attenzione. Quindi vi porto anche i saluti del Presidente Niederauer alla famiglia. Il Presidente ci ha chiesto dettagli, chi fosse Luca, ci ha chiesto come mai questa attenzione, come mai volevamo intitolare la sala stampa a lui. Abbiamo parlato del rapporto, della professionalità e del ruolo appunto del professionista anche nell'attenzione alle nuove generazioni di giornalisti. Questo è qualcosa che ci ha colpito molto nel momento in cui siamo andati a raccontare al Presidente la figura di Luca. Quindi oggi per noi è motivo di grandissimo orgoglio dedicare questa sala stampa rinnovata a un professionista, a una voce, a una penna importante dello sport, del giornalismo veneto. Quindi grazie a voi in realtà per averci dato la stampa. Allora, prima che inizi la partita, prima che insomma possiamo tornare a gioire, speriamo, per i colori arancione-verdi, e oltre a ringraziare di nuovo veramente tutti gli intervenuti, da tutti i giornalisti, tutte le associazioni, i colleghi dell'amministrazione comunale e quant'altro, bisogna fare il momento blu, quello che è, quindi hai compito te, ti fanno di via, vieni, aspetta, vieni. Pronta? 1, 2, 3. Vai Camilla! Abbiamo un piccolo omaggio per Francesca, vieni Paolo.
Vai. Per le due donne mi piace che guardate qua, Carina, Tiziano. Sorride sempre, è sempre il tuo sorriso. Bravissimo. Brava. Tiziano, posso aggiungere solo una cosa? Certo. Sappiamo tutti Luca quando era legato anche a tutte le persone con cui lavorava. Volevo dedicare un pensiero anche a Lorenzo Marchiori che ha lavorato con lui parecchi anni pure lui e ci ha lasciato poche settimane fa, quindi volevo lasciare un pensiero. Grazie a tutti, grazie a Raffaele anche per questo pensiero e anche per l'aiuto nell'organizzazione, perché insomma è stato fondamentale, abbiamo fatto un po' di velocità ma ci tenevamo e quindi grazie anche a tutti quelli che hanno dato una mano, grazie a Venezia perché anche insomma concludiamo questo momento con una bicchierata. Come piaceva a Luca. Esatto. Viva Luca! Grazie!